Va ora in onda Casa Stipancic. E cos'è sta roba? È la sigla, Ciano, dai. Buono, va bene, ciao. È sempre quella, dai, come sempre. Basta che cominci. Sì, dai, adesso ti aspetti la musichetta e dopo comincia. Non si finì ancora. Un attimo di pazienza, dai, Ciano. E ora? Adesso comincia, dai, ecco. Brian? Dove sei scampato? Ti sei sconto da qualche parte? E allora, dai. Ciano, scusa, cosa nasce? Stavo cercando Brian, Marisa. Sì, sto cercando Brian, Marisa. E dove sei? Non ho capito dove che si è sconto. Dai, forse sta zogando e si è imbusato da qualche parte. Sì, beh. Aspetta che ti aiuto e lo cerco anche io. Ecco, brava. Non è che abbiamo una casa così grande. Brian, dove sei? Brian? Sì, adesso non ho capito dove che sei andato. Non voglio toccare a nascondini adesso. Ascolta, Marisa, Marisa? È sparita anche lei adesso, so. Aspetta che vado un salto in bagno, dai. E cosa si occupa? Occupato? E qua te sono? Sì, verdi pure che sono qua con Brian che gli fa male i piedini e allora Orpo. gli ho messo i piedini in smoglio in una mastella con l'acqua e sale, no? Sì, boh, Marisa, scusa, vieni un attimo. Sì, arrivo. Dimmi, Ciano, cosa, non va bene? Sì, niente da dire, però... Cosa allora? Cosa che ha detto? In smoglio? Ma sì, Ciano, sei sempre quel, dai, cosa? Ogni volta che devi ripeterti. Non capi. In Triestin se dici in smoglio. Sì. Invece per Taglian diventa in smoglio. Go capì, è buona? Ma sì, dai, Ciano, non è difficile. No, ti ha fatto scole. Sì, dai, torniamo di là. Eccoci, Brian, scusa, sa? Adesso puoi anche cavare i piedini dalla mastella, sai? Erano in smoglio. Adesso ti sugo con il sugamano e dopo ti puoi rimettere le ciabattine. Avevi i piedini stanchi, eh? Sì, proprio ci voleva un pediluvio. Marisa, cosa ha detto? Un pedicossa? Già finito? Sì, Ciano, sei finito adesso. Come? E sei finito, cosa vuoi fare? Ma mi volevo andare avanti, scusa. No, devi aspettare fino a lunedì. Sì. È buona? Ma sì, dai, cosa vuoi che sia? Ti aspetti. Ciao, io non capisco sta roba. No, non ti capisci, non ti ha fatto scuole.